signori, ha sempre considerato l'ala con il massimo rispetto. L'ha messa sulle spalle della vittoria, anche se la vittoria spesso non attesta. Al piede del più furbo degli dei, Mercurio, al cuore degli innamorati, sul cavallo di Bellerofonte e sul berretto dei ferrotrambieri. Tale è l'ammirazione dell'uomo per gli esseri che volano e per il più nobile di essi, il canarino, che appena può li mette in gabbia. L'uomo ha sempre sognato di volare. Non si può far citare Icaro. Ecco la sua storia in un rarissimo documento dell'epoca. Stava Icaro col padre chiuso dentro il labirinto. Per fuggire, il genitore fabbricò un bel paio d'ali. Si attaccò con della cera sulle spalle del figliolo. Poi gli disse di volare, ma non troppo presso il sole. Però il giovane incosciente, volteggiando da imprudente, troppo al sole s'accostò e nel mar precipitò. Così cadde in mar finì e la storia è tutta qui. Morale, pensa prima alla salute se non hai paracadute. È risaputo che Leonardo da Vinci disegnò la prima macchina per volare, ma già 4 secoli prima di lui, Plinio il naturalista, aveva studiato il volo degli uccelli e scoperto che la coda serve da timone di profondità. Gli uccelli hanno 3 modi di volare: il volo ramé, il volo planato e il volo a vela. I suoi studi sollevarono l'interesse generale. Ma dimmi un po', preferisci la coscia o l'ala? Avanti, dimmi. Tu. Ma l'ala ti piace? Ah sì, L'ala, I fratelli Montgolfier costruirono una sfera di carta di 12 metri cubi. Fecero un fuoco sotto e il pallone si alzò. Era il 7 giugno 1783. L'italiano Vincenzo Lunardi vola per la prima volta a Londra nel 1784 un pallone di seta. Parte insieme a un cane, un coniglio e un piccione. Si tratta di un volo altamente scientifico. Dopo un'ora, per alleggerire il pallone, è costretto a buttare tutto, perfino una forchetta. Unico strumento di bordo, un termometro. Dopo un'altra ora è costretto a discendere perché il coniglio soffre di disturbi cardiaci. Il piccione invece sta benissimo. Visto che l'esperimento era riuscito, si pensò subito di andare nella Luna. Il signor Comaschi invece si contenta di volare dal Pincio a Roma. Sciore, se il cattivo tempo non permettesse il volo sarà trasferito ad altro giorno. Ma per il signor Comaschi era sempre cattivo tempo. Chi volò invece fu una signorina, l'aeronauta Elisa Garnerini, la prima donna che prese il volo. Nuovi orizzonti si presentarono alla fantasia dei poeti.
Finalmente il pallone viene usato per la prima volta a scopi militari durante l'assedio di Parigi del 1870. Questi due importanti signori partono per una rischiosa missione. La missione non è riuscita. 1896. Dopo gli esperimenti di Lilienthal, l'aeroplano di Ader, detto il Pipistrello, aveva due motori da 20 cavalli ciascuno e volò per 70 metri. I fratelli Wright costruiscono un aeroplano con motore d'automobile a 4 cilindri della forza di 8 cavalli con 2 eliche controrotanti. Tirano a sorte a chi vola. Tocca a Vibourg. Era il 17 dicembre 1903. Arrivarono pochissimi spettatori. C'era un gran vento che sollevava le gonne delle signore. E anche l'aereo si alzò per 2,5 metri e per 12 secondi. Vittoria! Fu un'apoteosi. Volarono a Parigi, a Pau, a Roma a Centocelle. Farman, Chabet, Blériot. Il mito di Icaro si avverava. Scriveva Oriani: se fossi donna avrei amato Blériot, al quale nessun amore poteva bastare. E le signore in stile d'annunziano esclamavano: oh, tu, sospeso ai nervi per un filo elastico. Ed ecco Blériot, trasvolatore della Manica, tra un gruppo di meccanici, gentleman e ammiratori. A consacrare la gloria dell'aviazione arriva la cartolina illustrata. Eroe dell'aria conquista le donne a 1000 metri d'altezza tra i nembi. Il 1910 è un anno di pratiche realizzazioni. Un biplano costruito ad Arco di Trento, un monoplano per scuola e allenamento, e il primo brevetto rilasciato dalla Federazione Aeronautica Internazionale al tenente Calderara Cavalier Mario. L'aeroplano perde il suo aspetto romantico e ne acquista uno piuttosto minaccioso. Un biplano decolla per la prima volta da una nave da guerra. Ne sapremo qualcosa 30 anni dopo. La guerra di Libia. L'aeroplano entra nel quadro tattico e strategico della guerra moderna. Ahimè, la bella epoca è soltanto un ricordo. È altro che fotografie per fidanzati spensierati. L'aeroplano con il suo fratello, il dirigibile, sta per diventare un tremendo strumento di distruzione. Una missione di guerra di un dirigibile nel 1915. Piovono granate, le prime gocce di una tempesta che scoppierà più tardi. Le avventure dell'aereo non si contano più. Roma-Tokyo, il Polo, la trasvolata di Lindbergh, i voli atlantici in formazione. Il muro del suono è superato. E qui, almeno per noi, finisce la storia eroica dell'uomo che vola. Ma lei, scusi, lei che ha le ali, perché non vola? Cosa volete? Io non ci penso nemmeno. Io guardo il cielo come lo guardo. Il curvo degli dei, Mercurio, al cuore degli innamorati,
sul cavallo di Bellerotte e sul berretto dei frontranvieri. Tale è l'ammirazione del Berlieno e per il più nobile di essi, il Canarino, che appena